Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo fantastico game. Come potete ben vedere ci ritroviamo all'interno del menu principale della nostra principale avventura che ovviamente intraprenderemo quest'oggi. Vi ho citato all'interno degli scorsi gameplay di Euro Truck Simulator 2 ma anche di Assassin's Creed 4 Black Flag questa mia nuova voglia, questa mia nuova intenzione di rigiocare questo genere di game che potete appunto ben vedere davanti a voi. Ci ritroviamo di fronte a un'avventura grafica. È un gioco che ovviamente non giocavo da diversi anni proprio perché mi sono lanciato su generi diversi, ma ovviamente ogni tanto è sempre bene tornare alle origini, ovviamente giocare ai giochi che ci sono piaciuti di più anche in passato. Beh, questa è un'avventura grafica che mi è piaciuta parecchio e che soprattutto ritrovo tra i miei giochi principali, appunto i miei giochi preferiti, e quindi avevo intenzione di mostrarvela. Le avventure grafiche ovviamente non le ho mai provate direttamente qui davanti a voi, però questa potrebbe essere sicuramente la prima volta. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere al termine di questo gameplay che cosa ne pensate di questo genere di gioco, quindi le vostre opinioni, e anche chi non conoscesse questa avventura grafica potrebbe essere anche per lui un'ottima opportunità per dare un'occhiata a questo mondo. Allora, prima di dirigerci direttamente all'interno della nostra avventura, sicuramente la trama non ve la dirò io ragazzi, perché date un'occhiata appunto in alto a sinistra, lo vedete quel ragazzone con la maglietta in verde e occhiali scuri, sarà proprio lui che vi racconterà la trama. Quest'oggi io lascerò a lui la parola per far vedere un po' a voi cosa cercheremo appunto di analizzare all'interno di questo nuovo game. Comunque è un gioco davvero molto interessante a mio parere. Io appunto sono nato con le avventure grafiche, quindi mi piace davvero parecchio darvi anche a voi l'opportunità di vedere questa sorta di nuovo genere. Quindi mi raccomando ragazzi, al termine di questo gameplay fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questa serie. Comunque vi posso solo dare una piccola infarinatura di questo nuovo genere, questa nuova avventura che stiamo giocando. Ci ritroviamo probabilmente nel XXI secolo e sicuramente in una bella cittadina dove accade qualcosa di strano. L'ambientazione è appunto molto cupa, molto grottesca, ma a sua volta anche divertente e ironica in alcuni casi. Comunque ci ritroviamo all'interno di un cosiddetto giallo, se possiamo rientrare all'interno di un termine comune. Comunque io direi ragazzi di lasciar spazio e soprattutto lasciare la parola al nostro grande amico che si ritrova in fondo e vediamo un pochettino quello che ha da dire e vediamo un pochettino di lanciarci direttamente nella nostra storia. Ciao, io mi chiamo Brian. Sono qui per raccontarti una cosa che mi è capitata alcune settimane fa. Prima però voglio farti una domanda. Non trovi incredibile che tutta la tua vita possa essere stravolta in un decimo di secondo? Per me lo è, e presto capirai il perché. Non voglio annoiarti con un sacco di inutili dettagli sulla mia vita, per cui andrò subito al dunque. Sono nato a New York 23 anni fa e durante la mia infanzia sono stato una specie di bambino prodigio. Ho studiato alla Columbia University e l'anno scorso mi sono laureato in fisica con lode. Durante l'estate ho sostenuto dei colloqui con diverse università, sperando di entrare in un buon programma di ricerca, e alla fine sono stato selezionato dalla migliore. Il professor Silva di Berkeley mi ha offerto la possibilità di frequentare il dottorato presso il Dipartimento di Fisica Applicata da lui diretto. Per me era un sogno che si realizzava. Feci i bagagli e mi preparai a trasferirmi in California. Volevo andare fin laggiù in macchina, affrontando un lunghissimo viaggio sulle strade che conducono da una costa all'altra. Ancora non sapevo cosa ne sarebbe stato della mia vita solo pochi giorni più tardi. Non sapevo in cosa stavo per imbattermi. Non sapevo quali strani individui stavo per incontrare. Non sapevo ancora dei pericoli che mi attendevano dietro l'angolo. Sì, davvero un'avventura notevole. Lascia però che io ritorni all'inizio della mia storia. Come ti ho detto, io e la mia vecchia auto eravamo pronti ad affrontare il viaggio verso la California. Decisi di partire di notte per lasciarmi un po' di strada alle spalle prima dell'alba. Salutai i miei genitori, mia sorella e il mio cane e mi misi al volante. Fu allora che mi ricordai di non avere ritirato un libro che avevo ordinato in una libreria di Manhattan. Fortunatamente quella libreria era aperta 24 ore su 24, così passai a prendere il volume prima di mettermi in viaggio. Avrei potuto chiedere loro di spedirmelo in California e invece no, decisi di passare da Manhattan per ritirarlo. Allora non sapevo che quella scelta avrebbe cambiato per sempre la mia vita.
Ed eccoci alla periferia di New York, il nostro grande personaggio sta per introdursi all'interno della sua storia che ha appena adesso narrato, quindi stiamo vivendo una sorta di flashback, come potete ben vedere, appunto nel passato. Allora ragazzi, vi do il benvenuto all'interno della nostra fantastica avventura grafica, cercheremo di affrontarla nella maniera migliore, io ovviamente i tratti più vicini all'inizio li ricorderò meglio, gli altri ovviamente cercherò di ricordarli nella maniera migliore, quindi mi spremerò un pochino e sarà anche più divertente perché dovrò cercare di risolvere tutti gli enigmi nella maniera appunto perfetta. Ed ecco appunto diretti da una costa all'altra in compagnia del nostro grande Brian per vedere un pochettino quello che riusciremo a combinare in questa bella seratina appunto di autunno. Ci lanciamo direttamente appunto con i fari accesi. Questa ragazzi è una solita avventura grafica, quindi grande trama e soprattutto vi è una grande quantità di enigmi da risolvere. Sicuramente dobbiamo utilizzare grande intuito Oh mio Dio! Stai indietro! Meglio non dare nell'occhio. Perso i sensi. La porto in ospedale. Ci occuperemo di lei all'ospedale. Forse quell'idiota ci ha risolto il problema per noi e la ragazza è già morta. Forse. Ma faremo meglio ad accertarcene. Eppure è proprio quello che è successo. Fu mentre mi dirigevo verso la libreria che investii quella ragazza. Fu terribile. Mi capitò davanti all'improvviso, non riuscii a fermarmi. Fortunatamente per entrambi non si fece troppo male. In ospedale le fecero un sacco di esami e dissero che non era nulla di serio, era soltanto sotto shock. Alla fine decisero di tenerla sotto osservazione per 24 ore. eccoci all'interno ragazzi del primo capitolo della nostra E le avventura. diede dei sedativi per farla dormire un po'. A proposito, non so se te l'ho già detto, la ragazza si chiamava Gina ed era incredibilmente bella. Io comunque non avevo più nulla da fare là, così andai a salutarla per poi rimettermi in viaggio. Bene, vediamo un po'. Non andartene. Vogliono uccidermi. Ehi, calmati. È tutto finito. Io ho investita con la mia auto, ma va tutto bene. Ora sei in un ospedale e ti stai riprendendo. No, ti sto dicendo che mi vogliono morta. Devi tirarmi fuori di qui. Chi ti vuole morta? Per favore, calmati e dimmi perché credi che vogliano ucciderti. Questa notte è successa una cosa orribile e io ho visto tutto. Ascolta, sono una cantante e lavoro all'Iguana Rosa, un locale alla moda con spettacoli dal vivo. Questa sera, quando ho finito il mio numero, ho trovato mio padre ad aspettarmi. Lavora per un'agenzia governativa segreta. Mi ha confidato di dovermi dire qualcosa, un'emergenza. Gina, figliola, sono in pericolo. Mi trovo in una situazione estremamente pericolosa e temo che anche tu non sia più al sicuro. Che cosa ti è successo, papà? Mi stai facendo paura. Non c'è tempo per spiegare. Mi stanno alle costole. Voglio che tu tenga questo crocifisso. Qualunque cosa accada, non dire a nessuno che lo hai tu. Non puoi fidarti di nessuno, neanche della polizia. Ma papà, per favore, dimmi cosa sta succedendo. Sono qui. Presto, prendi il crocifisso e non farti vedere insieme a me. È stato orribile. Delle persone hanno preso mio padre e l'hanno portato nel magazzino. Io sono scappata appena in tempo senza farmi vedere e portando con me il crocifisso. Li ho seguiti nel magazzino. Hanno legato papà a una sedia e hanno iniziato a interrogarlo in modo molto violento. C'erano due scagnozzi che lo pestavano di continuo. Poi quando ho visto chi dava loro gli ordini, il mio cuore si è fermato. I fratelli Sandretti. Cosa? Vuoi dire i boss della mafia? Come ha fatto tuo padre a finire invischiato con gente del genere? Non lo so, ma loro... Fategli sputare tutto quello che sa. Usate qualsiasi mezzo, voglio la verità. Parla. Dove si trova? Io non dirò nulla, maledetti. Vedrai che adesso parlerai. Parla o muori, a te la scelta. Vai all'inferno! Sembra che il nostro amico non voglia collaborare. Che peccato. E così abbiamo a che fare con un duro. Non ti lasci convincere facilmente, eh? Ragazzi, forse ci state andando troppo leggeri con il nostro eroe. Hai sentito?
Il capo dice che siamo troppo delicati. Che stai facendo? Non hai sentito che gli si è spezzato il collo? Lo hai ammazzato, amico. Là! Il resto lo conosci. Sono corsa lungo il vicolo e quando ho attraversato la strada... Per favore, non lasciarmi. Mi uccideranno. Non ti preoccupare. Ora pensa a riposare. Va a dormire. Non ti lascerò. Si è addormentata. I sedativi devono avere fatto effetto. Accidenti, che storia. Non so cosa pensare. La poveretta probabilmente è sotto shock per via dell'incidente. Scommetto che si è sognata tutto quanto. E se invece avesse detto la verità? Se davvero la sua vita fosse in pericolo? Non posso lasciarla qui e dimenticarmi della questione. Se le succedesse qualcosa, non potrei mai perdonarmelo. E va bene, ho deciso. Non lascerò l'ospedale finché non sarò certo che Gina è veramente al sicuro. Ma come ti comporteresti in una situazione come questa? Bene ragazzi, vi do il benvenuto finalmente all'interno della nostra sezione principale. Eccoci immersi all'interno del nostro scenario notturno, un po' grottesco. L'atmosfera ovviamente fa anche la sua parte all'interno di questa atmosfera da game. Allora, vediamo un pochettino. Il nostro amico è sicuramente scioccato di quello che appunto gli ha raccontato l'amica, però ancora non sa se è vero. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. All'interno di questi giochi, ragazzi, è opportuno analizzare tutto quello che ritroviamo appunto di fronte a noi. Ogni scenario ha il suo ruolo e tutto quello che ritroviamo sicuramente ha il suo valore e il suo utilizzo all'interno della nostra scena principale. Allora, vediamo un po'. La nostra amica sicuramente... Molto carina. Va bene, molto carina, però sta dormendo da qualche ora, per colpa ovviamente dei sedativi. Vediamo cosa c'è. Credo che questo è il bicchiere dal quale ha bevuto per addormentarsi. Vediamo un po'. È vuoto. Vediamo se possiamo invece raccoglierlo. Potrebbe essere molto utile. C'è una crepa. Gina deve averlo rotto quando ha preso la pillola di sonnifero. Bene, come vi ho detto appunto è necessario diventare una sorta di immagazzinatore seriale di oggetti per poterli combinare e risolvere gli enigmi che ci ritroviamo davanti. Allora, intanto qui abbiamo una bella scatola di pillole, deve essere appunto la scatola con la quale la ragazza, ecco, sedativi uguali a quelli che ha preso. Vediamo invece di raccoglierli, potrebbero essere interessanti. Nozitol, una delle marche migliori presenti sul mercato. Ottimo, questo ragazzi mi sono dimenticato di dirvelo, è il nostro inventario principale all'interno del quale possiamo combinare oggetti, possiamo analizzare oggetti e addirittura pensare e ottenere strategie nuove, migliori per i nostri enigmi. Abbiamo un portafoglio, le chiavi della nostra auto, il modulo di ordinazione del libro che dovevamo raccogliere, il destino ragazzi che ci ha condotto qui e un frammento di gemma, deve essere... Cos'è? Vediamo. Questo l'ho trovato in un sito archeologico. All'interno c'è una zanzara fossile. Bene, allora potrebbe essere interessante, il nostro amico è un acculturato anche di storia, quindi sicuramente gli può far comodo. Allora, vediamo di analizzare l'obiettivo. La nostra amica è ricercata da alcuni criminali e sicuramente, abbiamo visto nel video, la verranno a trovare perché vogliono assicurarsi che l'ospedale, che lei ovviamente, vogliono assicurarsi della faccenda all'interno dell'ospedale. Dobbiamo escogitare un modo per salvarla ragazzi, quindi arriverà qualcuno, dobbiamo creare una situazione tale da salvare la nostra amica. Vediamo quello che possiamo fare, quello che ci viene in mente. Innanzitutto lei... si ritrova da questa parte. Questa è la sua cartella clinica. Contiene una descrizione delle sue ferite e il nome del medico responsabile. Molto bene, a quanto pare abbiamo tutte le informazioni che ci servono, però ho visto da questa parte un piccolo lenzuolo su questo lettuccio, quindi potrebbe essere utile magari più avanti, utile. Infatti potrebbe tornarci utile. Allora, vediamo un pochettino, questa deve essere appunto l'uscita, questa specie di questa ombra e questa lucetta in giallo, no, vediamo se invece possiamo dare un'occhiata. È meglio che nessuno sappia che sono ancora qui. Ah, va bene, allora sicuramente ci potrebbero buttare fuori dall'ospedale a quest'ora della notte, mentre qua sopra vedo la borsa di Gina. Gina. L'aveva in mano quando l'ho investita. Magari possiamo prenderla, amico mio, gliela restituiremo più avanti nel momento in cui si alzerà. La terrò finché Gina non si sveglia. Ripensandoci, meglio dare un'occhiata al suo interno. Ovviamente borse, contenitori possono sempre contenere qualcosa. Infatti, vediamo un po'. C'è una scatola di fiammiferi. Potrebbe tornarmi utile. Ovviamente la scoperta del fuoco è utile al giorno d'oggi come appunto lo era una volta. Vediamo invece di cosa si tratta. Arriva da un bar che si chiama l'Iguana Rosa. Ho scoperto ragazzi con l'esperienza all'interno di questi giochi che anche un piccolo nome come l'Iguana Rosa, eccolo qui, può essere fondamentale appunto per risolvere un particolare enigma, quindi è importante analizzare tutto. Vediamo se abbiamo anche qualche altro oggetto da raccogliere nella borsa.
Dentro c'è il Ah, il dato a crocifisso, Gina per da suo adesso padre. non c'è niente di importante. Ok, allora mi sa che abbiamo abbiamo un grimardello alla tipo Skyrim, se Non ho la in chiave. modo tale da aprire questo armadietto. Non ho la chiave. Non abbiamo la chiave, va bene, allora mi sembra che questo possa bastare per adesso. Ah, ecco, infatti avevo visto che c'era una stanza da queste parti, addirittura c'è una bella mappa dell'emergenza. Allora, mi è sempre piaciuto analizzare le mappe, vediamo se possiamo Vediamo. notare cosa È una mappa nasconde. di questo piano dell'ospedale. Ecco la stanza dove mi trovo, il corridoio e, se non mi sbaglio, oltre il corridoio, appena a sinistra di questa stanza si trova un magazzino. Potrebbe essere interessante. Un magazzino, a quanto pare il nostro amico non vuole uscire appunto dalla nostra porta principale, quindi dobbiamo studiare qualche altro metodo. Però ragazzi, meglio prima dare un'occhiata all'interno del bagno, forse ci può essere qualche oggetto molto importante, una nuova stanza sinonimo di nuovi oggetti. Infatti, allora qui c'è un'altra bella Non cassetta. posso, è chiuso a chiave. Ancora, non abbiamo una dannata chiave universale per aprire tutte queste dannate porte. La doccia è fuori servizio, però, out of order. Intanto, vediamo un po', un cestino per i Uno di rifiuti. quei cestini dei rifiuti che si aprono quando si schiaccia il pedale. Anche io quando li vedo preconfezionati, ragazzi, mi viene sempre voglia di schiacciare il pedale, quindi schiacciamo a tutta manetta il gas e vediamo quello che Qualcuno ritroviamo. ha gettato una penna. Una bella penna di Potrebbe 500 funzionare dollari. Funziona probabilmente. Adesso vedremo. Intanto qui c'è una bella, un bel disinfettante. Una bottiglia di alcol. Ah, una bottiglia di alcol, vediamo di prenderlo, sempre importante l'alcol, un disinfettante Potrebbe ovviamente tornarmi potrebbe utile. aiutarci. Usciamo ragazzi fuori perché questa situazione, come dire, è un po' cambiata, vediamo se ci è venuta qualche idea. Mi sta facendo pensare ovviamente quel fatto del magazzino, visto che non possiamo uscire, la finestra è aperta, non mi dite che possiamo uscire all'esterno, diamo un'occhiata. La città è davvero tranquilla a quest'ora della notte. Questo luogo è a sinistra della nostra stanza, quindi magari... Eccoci qua. Vediamo se il nostro amico ha il fegato e il coraggio di uscire fuori dalla finestra al 19° piano di questa zona per andare dall'altra E parte. va bene. Ah, Cercherò sei di arrivare al convinto. magazzino camminando sul cornicione. Spero di poterlo raccontare ai miei nipotini. Bene amico mio, questa scena ragazzi mi ha sempre fatto pensare, come dire, un po' alla scena del film appunto della commedia italiana La leggenda di Al, John e Jack. Ci troviamo non un po' nei guardare in panni basso. di Aldo al di fuori del cornicione. Speriamo un pochettino che possiamo arrivare dall'altra parte alla finestrella del boss. Meno male che è fatta per un aperta. pelo. A quanto pare La il mia magazzino mappa era esisteva giusta. veramente. Non c'è Questo è il il magazzino magazzino. non c'è Vediamo che l'armadio cosa del boss, riesco a non c'è il trovare in pollo mezzo a questo rifiuti. fritto, ma neanche la pistola. Quindi sicuramente è il luogo dove dobbiamo andare. Allora, il primo oggetto che colpisce la mia attenzione è questa sorta di busto. Esploriamo il corpo umano, vediamo se possiamo fare qualcosa. Intanto analizziamolo. Ha visto giorni migliori. Certo, amico mio, però forse possiamo fare qualcosa. Va bene, ma credo che mi limiterò a portare in giro la testa. Va bene, tutto il resto potrebbe C'è un essere molto foro sul lato pesante. della testa, in modo da poter esaminare il cervello. Benissimo, allora, vediamo un po'. Intanto, qua addirittura c'è un piccolo libro, vediamo un po'. Ma guarda qui, un prontuario. Prontuario con tutte le informazioni sulle medicine, sulle... Sì, Potrei averne bisogno. va bene, allora, intanto io direi che per adesso può bastare da questa parte. Vediamo un'occhiata invece ai cuscini, forse ci possono servire. Vediamo un po', forse abbiamo un Prenderò pochettino di tutti e due. sonno, magari ci possiamo fare un'oretta di sonno nel letto lì accanto. Grandi e soffici, come servono a noi? Addirittura troviamo scatole di medicinali. Contengono ogni sorta di attrezzature mediche. Ma frughiamo al loro interno, ragazzi, forse c'è Non me ne serve qualcosa. neppure una. Non ci serve niente. Qui in alto, maledizione, non c'è nulla di importante. Addirittura qui una bomboletta spray. Forse può esserci utile Potrebbe magari più servirmi in avanti. futuro. Va bene, prendiamola. Da questa parte Contengono altre ogni sorta di scatole, attrezzature maledizione. Forse altre attrezzature mediche. Vediamo un pochettino. Ah, addirittura qua sopra scatola delle Prenderò siringhe. una. Va bene, prendiamone qualcuna. Forse può essere vuota. utile in un ospedale. Ovviamente una siringa è sempre utile tenerla. Allora, in questi schedari, I cassetti ovviamente sono chiusi a chiusi a chiave. chiave. L'unico aperto è questo. Vediamo È se... pieno di fascicoli, documenti e registri dell'ospedale. Ma frughiamo all'interno, forse possiamo trovare qualcosa. Non c'è scritto nulla. Va bene, allora, mi sa che da questa parte abbiamo finito, a meno che, amico mio, non ti vuoi sedere qui, ti vuoi fare una birra col bicchiere che hai appena preso prima, una bella bottiglia di cognac, ce l'abbiamo appunto in tasca, però io direi che è arrivato il momento di fare ancora un pochino di Aldo, con la lampadina in mano, e arrivare dall'altra parte. Allora, ragazzi, vediamo di analizzare la nostra strategia. A quanto pare i nostri criminali stanno cercando la nostra amica. Abbiamo alla nostra sinistra un bel lettuccio. Il lettuccio potrebbe essere utilizzato come base per creare una sorta di commedia, una commedia davvero molto interessante. Date
un'occhiata e fatemi sapere, ragazzi, se voi avete pensato anche a questa strategia oppure è una sorta di novità per voi. Allora, date un'occhiata. Con questa bella testa potremmo simulare un bel corpo all'interno di questa, come dire, di questa zona, questa sorta di lettuccio, in modo tale da, con i cuscini e con le coperte, simulare qualcosa di interessante. E quindi magari sostituire le cartelle mediche con tutto quello che serve, quindi sostituire la cartella medica di Gina con la cartella medica finta che potremmo scrivere con la nostra penna, in modo tale da andare a creare un vero e proprio, come dire, una vera e propria commedia per i nostri criminali che potrebbero arrivare da un momento all'altro. Intanto, ragazzi, vediamo di essere rapidi. Intanto vediamo un pochettino. Mi sembra che possiamo già iniziare a scrivere. Dannazione, la penna Purtroppo è la penna è asciutta non e non funziona, però sicuramente possiamo risolvere. Credo che se iniettassimo una buona quantità di alcol all'interno della penna potrebbe avere ancora un po' la forza di una volta di scrivere e quindi modificare un Ora pochettino la siringa l'aspetto. è piena di alcol. Vediamo di gettarlo direttamente dentro la penna. Ottimo. Questo probabilmente farà funzionare la penna. Fantastico, ottima idea, amico mio. Vediamo se possiamo recuperare, come dire, qualcosa all'interno di Bene. questa. Ora sembra proprio una vera cartella clinica. Vediamo che fantasia è il nostro amico. Cosa ti sei Paziente inventato stavolta? Tony Crabb, dottore William M. Corgan. Diagnosi appendicite. Ottima fantasia, amico mio. Allora, però, ragazzi, forse ancora non ci siamo. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Abbiamo questi oggetti. Io direi di dare una bella occhiata ancora alla borsa di Gina. Forse il nostro amico ha ritrovato qualcosa di importante. Sì, questa parrucca era proprio quello che stavo cercando. Mi ricordo che la ragazza ha detto che stava lavorando appunto a una specie di, come dire, bar. Era una ballerina, quindi forse la parrucca potrebbe essere utile per mascherare il foro che abbiamo visto sulla testa. Perfetto. E in modo tale In questo modo nessuno vedrà il buco nella testa. bene, forse possiamo adesso arrangiare la nostra commedia. Ok, se uso i cuscini per simulare il corpo, la testa con la parrucca e un lenzuolo per coprire il tutto, posso fare in modo che sembri che qui ci sia qualcuno che dorme. Colpo di sax nelle azioni, come dire, furtive. Così dovrebbe funzionare. Adesso è arrivato il momento di sostituire anche le cartelle cliniche. Bene, così nessuno saprà che in questo letto è sdraiata Gina. Benissimo, allora è arrivato il momento di organizzare tutta la nostra, come dire, attività e vedere quello che succede. Perfetto, così crederanno che in questo letto ci sia Gina. Fantastico, però ragazzi mi sa che mi sono sporcato un attimo la mano con questa dannata penna piena di alcol. Meglio che andiamo in bagno a dare un'occhiata se possiamo rimuovere questo dannato alcol dalle mani. Andiamo a darci un attimino una pulita. Bene, allora il lavandino, attenzione. Non è lei. Deve essere la persona nell'altro letto. Sì, di addio al mondo, piccola ficcanaso. Ehi! Gina! Ehi, ehi, ehi! Meno male, è solo addormentata. Accidenti, ma le hanno dato dei sedativi per elefanti. Beh, la cosa importante è che il trucco abbia funzionato e che abbiano sparato al manichino nell'altro letto. Allora, quello che mi ha raccontato Gina è vero. Vogliono veramente ucciderla. Non si era immaginata tutto. Ok, cerca di calmarti, Brian. Bene, ora credono che sia morta e questo ci farà guadagnare un po' di tempo. Non c'è neppure un minuto da perdere. Devo svegliare Gina e portarla fuori da qui prima che si rendano conto che è ancora viva e sta bene. Bene, ragazzi, avete visto che il trucco ha funzionato. Ovviamente un gioco da ragazzi per il nostro amico inventarsi una cosa del genere. Dottorato di ricerca in fisica a 20 anni, quindi grande intelligentone. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Mi sembra che ha detto appunto nella descrizione principale che si stava dirigendo in California per fare una sorta di azione universitaria, quindi davvero un giochetto da ragazzi per il nostro amico. Allora, vediamo un pochettino. Io direi, ragazzi, il nostro amico ci ha consigliato di vedere un pochettino quello che mi sembra, quello che riguarda quindi questa scatola di pillole. Quindi vediamo un po'. È lo Snozitol, una delle marche migliori presenti sul mercato. però con il prontuario che abbiamo a portata di mano possiamo ricercare Cercherò qualcosa. di capire che cosa dice a proposito Appunto. dello Snozitol. Il Infatti, sonnifero che ha preso Gina. ascoltiamo un pochettino il nostro amico.
Dice che gli effetti sono potenti e praticamente immediati. Il paziente dorme per ore. L'unico modo per risvegliarlo è una bella doccia fredda. Non penso di essere abbastanza forte da trascinare Gina sotto la doccia. Devo trovare un altro modo per bagnarla con dell'acqua fredda. Ma io credo, ragazzi, che dobbiamo ottenere dell'acqua fredda. Il nostro amico è poco forzuto, grande cervello, ma ovviamente poca forza. E in tutti gli ospedali, ovviamente, per evitare incendi, come al solito, date un'occhiata qui in alto, un bel impianto antincendio. State pensando anche voi quello che sto pensando io? Mi raccomando, ragazzi, non fatela a casa. Abbiamo una bella bomboletta di spray, un ottimo fiammifero e possiamo creare una bella fiamma ossidrica artigianale per creare una bella fiammata. Vediamo un pochettino se possiamo farlo. È troppo alto. Non riuscirò ad avvicinarmi abbastanza con il fiammifero. Hai ragione, amico mio, quindi una bella spruzzatina di gas sarà fantastica. Ottima idea. Potrei usarlo come lanciafiamme per fare... Lanciafiamme, addirittura. L'acqua potrebbe finalmente svegliare Gina. Mettiamoci all'opera. Attento però, Brian, non bruciarti la mano. Come brucia! Adesso svegliati. Presto, dobbiamo andarcene subito da qui. Ma che cosa sta succedendo? Quest'acqua, il fumo. Al fuoco! Ti spiegherò dopo. Prenderò io le tue cose. Potrai cambiarti in macchina. Avanti, dobbiamo raggiungere il parcheggio. Eccoci qua, mamma mia, proprio sgommatina davanti all'ospedale principale. Fantastico. E così... Bene ragazzi, eccoci arrivati appunto al nostro punto di arrivo. Bene, ci ritroviamo sotto un ponte, probabilmente siamo riusciti a fuggire in compagnia della nostra autovettura, il nostro catorcio degli anni 80, però potete vedere ragazzi, questo è appunto il game, potete ben notare la sua conformazione a livello strutturale. Io appunto lo sto rigiocando questo gioco, l'ho giocato un paio di anni fa e ovviamente i primi scenari sono quelli che mi ricordo meglio, però più avanti ragazzi arriveranno delle zone ovviamente molto più insidiose che ovviamente non ricordo. Comunque fatemi sapere ragazzi la vostra opinione, quindi mi fermo qui. La storia adesso è ancora molto ignota, adesso il nostro personaggio verrà sicuramente starà sicuramente parlando con la nostra Gina e vediamo adesso quello che accadrà all'interno del prossimo capitolo. Sempre ragazzi, se vi piace questo gioco, ovviamente non so come atteggiarmi con un genere di questo appunto genere, scusate il gioco di parole, proprio perché è un genere molto particolare. Quindi ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni, è un'opinione molto importante se volete vedere, come dire, il continuo di questo gioco, perché io ragazzi lo sto giocando, quindi se volete vedere insieme, tutti insieme, come dire, appunto come continua la storia, fatemelo sapere, quindi io vi farò vedere quello che accadrà dopo. È davvero ragazzi una storia emozionante, io mi ricordo dei frammenti della storia, davvero ci sono cose mostruose, molto particolari, colpi di scena. Infatti io non lo so ragazzi, però ve lo saresti mai immaginato un manichino al posto dell'altro letto per simulare una sorta di commedia del genere per salvare la vita alla nostra ragazza? Davvero era una cosa molto particolare, quindi mi raccomando fatemi sapere la vostra opinione. Se volete vedere altri gameplay di questo genere, andiamo ragazzi al capitolo successivo della nostra storia, ovviamente il capitolo 2, e vedremo quello che succederà. Ovviamente vi posso assicurare che non è un gioco che dura poco, sicuramente avete visto un primo capitolo così in maniera molto veloce, molto svelta, però sicuramente è un gioco abbastanza lungo, quindi ci sono diverse ore di gameplay per essere un gioco, un'avventura grafica, quindi ragazzi tranquilli, ancora c'è un sacco di strada da fare prima di arrivare alla fine di questo gioco, quindi fatemi sapere quello che ne pensate. Come vi ho detto, ci becchiamo ragazzi a un prossimo gameplay. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.